parlano di cosa tra di loro? Non ho mai capito. Parlano non di lavoro, specialmente quelli che lavorano, non parlano mai di lavoro fuori dal lavoro. Parlano di quello che hanno fatto, che hanno visto, parlano della insipienza delle donne, sì, ma anche della loro avvenenza. Parlano di motori no, perlomeno noi no, parlavamo. Di calcio nemmeno, ma di quello che hanno letto, di quello che andranno a leggere, di quello che gli piace fare, di come fare per liberarsi di una situazione imbarazzante e cominciarne un'altra altrettanto imbarazzante. Di questo parlate, quindi parlate di amore. No, amore no, amore sono cose per i miei... Sentimenti. No. Con cose concrete da fare per mollare una situazione e iniziare un'altra. Fornire denaro, oppure, insomma, hai capito cosa fare? Oppure fuggire, non farsi più... Insomma, cose concrete. Tu non hai mai avuto bisogno di consigli, credo. Non li ho neanche dati mai a nessuno. Io non voglio sapere, non voglio dare consigli a nessuno e non voglio che avere consigli io. Le cose tristi della vecchiaia è quella che spesso le persone muoiono intorno. Credo che a 90 anni... Sì, triste sì, ma insomma però fa parte di quello della natura, non ci sono più, va bene, peccato, insomma certo si stava bene, si divertiva di più, ma insomma non è questa gran tragedia perché ti muoiono i tuoi compagni, sono andati, no. Naturalmente è un avverbio che sa usare solo Leopardi, quindi è inutile che te lo sto a citare. Ecco. No, mi fai contenta se citi. Povera foglia frale, dove vai tu? Dove ogni altra cosa? Poi facciamo un altro... Dove ogni altra cosa? Dove va la foglia d'alloro? Dove naturalmente va la foglia d'alloro e la foglia di rosa. Naturalmente è usato in una certa maniera. Nel senso della natura, di cosa sì, che sì, la natura... Non è naturalmente per forza di no, è naturalmente. Per la natura. Ho capito, hai visto? Non credo.